Ok, e con questo è veramente tutto. Io ringrazio gli ospiti che sono stati con noi, ricordiamo il professor Damiano Fusaro in studio e il dottor Andrea Rossi in collegamento. Con voi telespettatori ci ritroviamo la settimana prossima con il plebiscito del 1866, il plebiscito di Mantova e del Veneto, e poi parleremo di epigenetica, questa nuova scienza che ci insegna che le nostre esperienze di vita hanno un'influenza anche sui nostri geni e quindi le nostre esperienze di vita poi come dire, vengono trasmesse ai nostri figli. E poi parleremo del moto ondoso, il moto ondoso a Venezia, che è stato definito il tumore del capoluogo lagunare, perché questo moto ondoso ha degli effetti che non sono solo superficiali, e quindi nella difficoltà per le piccole barche di muoversi nei canali, ma ha degli effetti anche al di sotto del livello marino, in particolare sulle fondamenta della stessa città. Di questo ne parleremo la settimana prossima. Buonanotte a tutti.